è una cosa sempre più grave anche il fatto che questi ragazzini che spesso prendono gli autobus sono anche armati di armi bianche. Ci preoccupa non poco. Sempre più giovani, sempre più armati. È questa una delle istantanee scattate sui mezzi pubblici della Marca nel giorno in cui il Sole 24 Ore certifica il paradosso trevigiano, una provincia che resta tutto sommato isola felice, 101esimo posto su 106 in Italia per numero di reati, ma prima per incidenza di minori denunciati. Proprio così, il quotidiano degli industriali, elaborando i dati del Viminale, evidenzia come nel 2024 su 9.120 persone denunciate o arrestate il 9,5% sia minorenne, di fatto il doppio della media nazionale che è al 5%. In termini assoluti 869 soggetti, insomma tanti troppi baby bulli e maranze in giro, come quelli che nei giorni scorsi sulla linea tra Castelfranco e Riese Pio X hanno rapinato uno studente universitario rubandogli pure le scarpe. Questi ragazzi, soprattutto di seconda generazione, chiamiamoli così, che hanno questa voglia di avere qualcosa di marca, qualcosa di valore, e quindi cercano di fare questi piccoli furtarelli. Un'emergenza da affrontare con gli strumenti a disposizione. Uno di certo, spiegano dalla questura, è legato al decreto Caivano. Abbiamo anche qui un istituto fondamentale, usato pochissimo, che è l'ammonimento del questore nei confronti dei bulli. I bulli, se ce ne abbiamo tanti, devono essere ammoniti, devono essere intercettati prima che sia troppo tardi. Di fronte al boom dei reati commessi da minori, il dibattito si fa inevitabilmente politico. Si è seminato bene e quindi i processi di integrazione non hanno funzionato. Bisogna investire assolutamente su percorsi educativi, percorsi culturali e percorsi comunque appunto di prevenzione. Certo che è un motivo di preoccupazione, però sarebbe un motivo di altrettanta preoccupazione se non venissero perseguiti e non venissero trovati i responsabili di questi reati. C'è da dire che in tante altre zone d'Italia io credo che i reati siano, anzi i numeri sono chiari, i dati sono maggiori, però non vengono probabilmente né perseguiti né vengono trovati colpevoli come viene fatto a Treviso. Più in generale nella Marca gli illeciti denunciati sono 20.454, in crescita comunque del 3,09% rispetto al 2023. Treviso fa meglio di Belluno, Vicenza e Rovigo, rispettivamente al 96esimo, 51esimo e 49esimo posto. In zona calda il Padovano al numero 28, Verona 19, Venezia ottava accanto alle grandi metropoli. Denominatore comune per tutte e 7 le province, l'aumento dei reati e delle relative denunce.